Oggi è il 16 aprile, la giornata mondiale della voce, un'occasione per riflettere sull'importanza della salute vocale e su quanto la voce influisca sulla qualità della vita. Siamo qui a Castelfranco Veneto a parlarne con il maestro Diego Basso, fondatore e direttore di un'eccellenza del territorio, l'Art Voice Academy. La voce è uno strumento delicatissimo perché non si vede. Quindi un insegnante, quando lavora con la voce, deve essere molto attento a quello che sente e a quello che ascolta. La voce è molto sintomo di come sta la persona. Cioè, se uno non sta bene, la voce è difficile cantare se non stai bene, perché il nostro strumento è tutto il corpo che si appoggia sulle due corde vocali. Quindi è importantissimo il benessere attraverso la voce. I nostri ragazzi stanno qui a studiare canto e tecnica per 8 anni per cercare di capire come funziona lo strumento voce, ma stare bene cantando bene. Allora, i nostri cantanti stanno qui, come dicevo, 8 anni, un primo percorso fino ai 5 e la specializzazione negli ultimi 3. Nei primi 5 anni fanno da vocalità al repertorio, pianoforte complementare, musica jazz, musical, lavorano con la recitazione, teoria solfeggio, pianoforte complementare, quindi un percorso completo nei primi 5 anni. Poi negli ultimi 3 scelgono se fare pop, se fare jazz, se fare musical. Quindi questo è un po' in generale quello che andiamo a fare. I ragazzi lavorano 36 settimane all'anno e fanno il loro percorso non solo musicale di studio ma anche di formazione. Lavorano con un'orchestra, fanno 2 concerti all'anno, uno a Natale e uno alla fine dell'anno, con la grande orchestra in un concerto, poi fanno anche un'incisione di un brano in un album dell'Art Voice. Quindi cerchiamo di dare ai ragazzi questa formazione completa fino al lavoro con l'orchestra e al lavoro in sala di incisione. In questo momento stiamo preparando qui ragazzi il concerto di fine anno, ma abbiamo un progetto che si chiama Disney in Orchestra, dove i nostri ragazzi lavorano con il repertorio di Disney, e abbiamo il prossimo appuntamento a Ristori di Verona il giorno 24 di aprile, ma poi ne avremo altri durante l'estate. Alcuni ragazzi, quelli che sono già negli ultimi anni, seguono anche un percorso all'interno dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, quindi sono in tour col mondo Queen, insomma abbiamo delle cose che vengono in work in progress. Poi un nuovo progetto, a maggio abbiamo 5 ragazzi che porteranno un loro concerto nel teatro di Art Voice, quindi arriveranno a quasi una fine percorso, dove loro col loro gruppo oppure singolarmente accompagnati da un pianista, da un chitarrista, faranno un loro concerto, quindi hanno fatto un percorso tale che gli permette di sostenere un concerto da solisti.